Oggi un duplice appuntamento che è il preludio della vostra partecipazione a Bologna alla Final 8. Si presenta la nuova maglia con una veste diciamo nuova e poi questo importante appuntamento appunto che vi vedrà vicini in una piazza importantissima per il basket nazionale ma anche internazionale, con un pubblico di oltre 6.000 spettatori. Ecco, con quale animo vi recherete a Bologna? Ma in questo ci sono un po' tutte le componenti, cioè nella maglia c'è sicuramente il nostro desiderio, la nostra volontà, la nostra ferma determinazione a rappresentare nel modo migliore Agrigento, il territorio, la città e quindi non solo il nostro marchio, non solo noi stessi, ma tutto quello che sta intorno, ecco, tutta la realtà sociale della città, per cui da questo punto di vista la scelta di portare sul petto solo la scritta Agrigento è una scelta di questo tipo. Per il resto credo che tecnicamente e professionalmente l'idea di una partita così importante in un'arena così straordinariamente piena di significati sia da sola uno stimolo inarrivabile, nel senso che non si può pensare di giocare lì senza poter dare il 100%. Poi può anche essere che il 100% non basti per battere la prima della classe nell'altro girone, però questo lo vedremo solo alla fine. Fino alla sirena finale non possiamo lesinare alcun tipo di sforzo e non possiamo sbagliare l'atteggiamento, perché dobbiamo onorare città, maglia, competizione e la storia che andiamo ad affrontare. Ecco, cosa vuol dire da un punto di vista agonistico per la squadra, un po' per tutto il morale, indipendentemente dal risultato, giusto? Che noi ci auguriamo sia il migliore possibile. Cosa vuol dire partecipare alla Final 8? Ma qui 5 finali di Coppa Italia in 6 anni significa che alla fine del girone di andata per 5 anni su 6 sei stato nelle prime 4 della classe. Questo vuol dire continuità di risultati e di rendimento, considerando il fatto che poi molto spesso in questi 5 anni anche alla fine avevamo un piazzamento importante, quindi la continuità e la capacità di questo gruppo di stare sempre ad alto livello nella prima fascia di campionato da 6 anni a questa parte, credo che sia un significato di valorizzazione di un programma di lavoro. Ecco, la vittoria di domenica, importantissima, ricordiamo il tempo supplementare, la prima volta di quest'anno, sicuramente sarà da sprone, da pungolo, no? Sì, ci dà positività, ci dà ottimismo, ci dà entusiasmo, ci fa superare un po' il momento buio delle ultime 2 settimane e ci dà quindi anche le energie necessarie per andare a Bologna con la faccia giusta.